immagini del suo arrivo in municipio a cavallo hanno fatto il giro d'Italia, ma a far parlare di Lisa Tommasella, neosindaco di Codognè, c'è anche il turnover con il marito, il sindaco uscente Roberto Bet, che ha completato i suoi 2 mandati e con cui, poco dopo la proclamazione della vittoria, si è scambiata un bacio beneaugurante. Il municipio in sella al cavallo, dicevamo, rigorosamente razzapiave. Inoltre siamo arrivati con la bandiera del Veneto e dell'autonomia, questo perché da sindaco credo fortemente nel bisogno che la nostra regione diventi autonoma. Non certo una leghista dell'ultima ora Lisa, ma una militante molto presente, già consigliera comunale, lavoratrice e mamma di una bimba di 3 anni. Tutto in famiglia, verrebbe da dire, e invece no, io e Roberto, sottolinea Lisa, siamo 2 persone distinte, ma grazie al sindaco uscente Bet, che potrebbe ora entrare nella sua squadra di giunta, è d'obbligo. Roberto Bet è stato un grande sindaco, ci ha aiutato molto, è ancora in squadra con noi, ha fatto da apripista e questa volta con una squadra ben composta di giovani e meno giovani siamo riusciti a portare a casa nuovamente la continuità per altri 5 anni. Quanto agli obiettivi del nuovo primo cittadino, ce n'è uno su tutti. Sicuramente dobbiamo portare avanti la realizzazione della casa di riposo per anziani non autosufficienti e la riqualificazione di tutta l'area delle ex caserme Maset. È un impegno che abbiamo assunto con i nostri cittadini e sicuramente diventerà un fiore all'occhiello per la nostra comunità.